Deve essere un affidare la nostra gente, le sue aspettative, i suoi desideri alla benedizione dell'Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Noi ti sposiamo, o mare, in segno di vero e perpetuo dominio. L'anello lanciato nel mare è la tradizione che si rinnova anche in tempo di Covid. Poco importa che la pandemia consenta solo una cerimonia ristretta, la suggestione dello sposalizio del mare, evento cardine della festa della Sensa, resta intatta. Con il patriarca e il sindaco di Venezia, accanto ci sono anche i primi cittadini dei comuni capoluogo di provincia del Veneto, a bordo di imbarcazioni con il colore della bandiera italiana. Gli stessi che si erano ritrovati poco prima a Palazzo Ducale per il gemellaggio dei sindaci, tutti uniti per la rinascita. Rappresentano come Venezia fosse di mare e di terra. E questo è lo stato di terra, stato da mare e stato di terra. E nello stato di terra c'è un pezzo di futuro di Venezia. Le sinergie da mettere in campo sono davvero tante, dal turismo allo sport, ma anche condividere le buone pratiche che le nostre città sanno esprimere. E quindi ritrovarsi qui oggi tutti i sindaci delle città capoluogo, ma in realtà tutti i sindaci del Veneto, è un segnale davvero importante per i veneti. Festa della Sensa che guarda la rinascita. Il patriarca nella messa a San Nicolò lancia anche un monito alla politica: non siate schiavi, dice, del cercare e ottenere il consenso. E poi la speranza di poter veder rivivere le città e la gente. Insieme guardare a un futuro che interessa tutto e soprattutto interessa i nostri giovani e i nostri bambini. Hanno sofferto più di quello che pensiamo di questo periodo così di distanziamenti sociali non possibili. Un momento di emozione che ha catturato anche chi ha potuto assistere alla cerimonia soltanto grazie alle telecamere di Antenna 3. Il messaggio arrivato in redazione da una nonna racchiude tutto il senso del nostro lavoro. Mi chiamo Giuliana, sono nata e cresciuta a Venezia e adesso sono a Oderzo in una casa di riposo perché ho 89 anni e ho assistito fino a questo momento la cerimonia dello sposalizio del mare trasmesso dalla vostra rete e vi ringrazio tanto e vi mando un abbraccio affettuoso